Colpisce soprattutto i giovani e spesso è sottodiagnosticata. È la sindrome dello stretto toracico superiore, un'anomala e dinamica compressione di nervi e vasi sanguigni nel passaggio tra collo e spalla, tra clavicola e prima costa, che oltre a causare forti dolori agli arti superiori, limita alcuni movimenti e anche la qualità della vita, portando sul lungo periodo a rischio di trombosi, embolie e perdita della funzionalità muscolare degli arti superiori. Per la prima volta in Veneto e tra le primissime in Italia, questa sindrome è stata trattata dall'equipe di chirurgia toracica dell'azienda ospedale Università di Padova, diretta da Andrea Dellamore, con una tecnica robotica che consiste nell'asportazione della prima costa. L'intervento rappresenta l'inizio di un nuovo programma di trattamento robotico della malattia che per il paziente comporta mini-invasività, riduzione del dolore e una più rapida ripresa post-operatoria.